Agrigento è stata ieri protagonista della prima tappa del Giro di Sicilia, partita da Marsala e arrivata in piazza Vittorio Emanuele con un buon anticipo sulla tabella di marcia. Il percorso era di circa 159 km, il primo classificato è stato Finn Fisher Black, distanziati dal secondo e terzo posto Vincenzo Albanese e Diego Ulissi. A Fisher Black è andata anche la prima maglia giallorossa di leader della classifica generale, distaccando il secondo di ben 12 secondi, Albanese di 14, Ulissi. Soddisfatto il corridore in quanto ha affermato come questa tappa di Agrigento è stata la sua prima vittoria da professionista, considerando che l'anno scorso ha avuto una rottura alla gamba. Sul palco della premiazione è presente il primo cittadino Miccichè, che per l'occasione ha voluto anche presenziare il presidente della regione Schifani, accompagnato dall'assessore al turismo Elvira Amata e dall'assessore agrigentino allo sport Costantino Ciulla. Per l'occasione presente anche il campione siciliano Nibali. Il giro prosegue stamani con la seconda tappa che vede la partenza da Canicattì fino a Vittoria, quindi la terza da Enna a Termini Imerese, per concludersi con la quarta da Barcellona Pozzo di Gotto a Giarre. Oggi con un arrivo molto speciale qui ad Agrigento che mi ha ricordato anche un passaggio importante del Giro d'Italia, è stato sicuramente una tappa molto bella, abbiamo visto un arrivo molto particolare e poi c'era anche il presidente della regione che è venuto a trovarci. Per domande ragazzi? Un giro tecnico questo o serve solo come allenamento per il Giro d'Italia? È un giro che sta crescendo anno dopo anno, chiaramente anche la vittoria dell'anno scorso di Damiano Caruso è stata importante, quindi molti team strizzano l'occhio al Giro di Sicilia, quindi arrivano qui sia in preparazione per il Giro d'Italia che è un grande test, banco di prova, perché da qui tanti poi andranno anche per le classiche della seconda parte del nord e successivamente anche per il Giro d'Italia, perché è una gara veramente molto importante come passaggio. Chi lo vince questo giro secondo te? Oggi su questo arrivo sicuramente era molto importante vedere chi aveva qualcosina in più e chi è rimasto lì anche a controllare. Damiano Caruso l'ho visto abbastanza pimpante, è arrivato bene all'arrivo, sicuramente vedendo anche l'ultima tappa com'è si può prestare alle sue caratteristiche, però ci sono anche parecchi corridori della UE che stanno bene, quindi dimostrano di pedalare forte. I programmi futuri tuoi? Chiaramente in questo momento mi trovo qui a seguire il Giro di Sicilia, sicuramente seguirò anche il Giro d'Italia. Ottimo traguardo, come contribuirete voi come regione, Presidente? Ma già la presenza del Giro di Sicilia ad Agrigento come prima tappa testimonia l'impegno, la volontà del governo regionale di centrodestra, presieduto da me, come una affermazione di sicurezza. Agrigento vive e vivrà dei momenti di vecchio splendore. Investiremo anche perché l'anno prossimo la famosa sagra del Mandorlo in Fiore ritorni ad essere un evento, un appuntamento di carattere internazionale. Già ci siamo intesi con l'assessore Elvira Amata che è qui con noi perché si possa rilanciare questa realtà stupenda. Siamo orgogliosi di essere siciliani, siamo orgogliosi oggi di essere agrigentini e io concludo con una battuta, oggi siamo tutti agrigentini. Questo giro per la Sicilia che è vetrinario? È un elemento di grande interesse, siamo qui proprio per questo, per testimoniare la nostra presenza, un momento di aggregazione, un momento di gioia, vedo tanti ragazzi, tanti giovani che vivono lo sport è educare non soltanto ad una migliore salute pubblica ma anche ad una vita diversa. Tenga conto che in manovra in finanziaria ho voluto lo stanziamento di alcuni milioni di euro per fare in modo che i giovani che vogliono realizzare sport presso le palestre possano spendere un bonus per poterlo fare gratuitamente. Credo fortemente in questa iniziativa e sono sicuro che l'anno prossimo implementeremo le somme. Sì, oggi è la prima tappa, un'ultima vetrina per la nostra Agrigento. Tra l'altro voglio rimarcare che questa prima tappa Marsala Agrigento ha attraversato la costa del Mito, lo stesso percorso, sono quei 150 km di costa che da Selinunte vanno a Gela, quindi sono stati attraversati proprio da questi grandi atleti e sono estremamente fiero per la nostra città, sono fiero orgoglioso perché c'è la presenza del presidente Renato Schifani e dell'assessore Elvira Amata. Poco fa il presidente ha detto che siamo oggi tutti agrigentini e questo mi rende
estremamente lusingato, perché il Presidente e il Governo regionale in toto è vicino al nostro territorio, abbraccia di tutti i miei concittadini e spero che questo possa essere un preludio affinché possiamo preparare Agrigento in questi 20 mesi per il 2025. Assessore, è una tappa importante questa per la Sicilia, anche per Agrigento, visto che tra l'altro Agrigento Capitale della Cultura 2025 è un buon biglietto da visita. Eventi sportivi come questo, il Giro di Sicilia, sono certamente delle grandi occasioni per la nostra terra, per la nostra Sicilia, per portarla in giro nel mondo, perché sono immagini che vede tutto il mondo, quindi per noi grande orgoglio. Quest'anno ancora di più che abbia coinciso una tappa d'Agrigento, Agrigento definita da pochissimo tempo capitale della cultura italiana 2025, chiaramente non poteva andarci meglio. Oggi l'impegno, oggi come ieri per carità, ma oggi ancora di più l'impegno di questo governo, del Presidente Schifani e da parte mia anche, ripeto, di tutto il governo, per organizzare delle iniziative importanti a livello anche, chiaramente un impegno anche a livello di infrastrutture che partendo da Agrigento, dico chiaramente deve essere il minimo che questo governo deve fare. È una grande occasione, quindi se c'è l'impegno e c'è l'impegno, ripeto, di tutti, obiettivamente questa occasione può essere un buon viatico per la Sicilia intera, non solo sicuramente per Agrigento, ma ricordiamoci che Agrigento secondo me è stata premiata perché comunque raccoglie oltre 2500 anni di storia siciliana. Noi stavamo già lavorando su un calendario di eventi per il 2024 e 2025, Agrigento era stata ovviamente compresa, Agrigento così come tutta la provincia di Agrigento. È chiaro che oggi l'impegno sarà maggiore, dobbiamo intensificare le organizzazioni su Agrigento, cioè è un contenitore che va riempito ancora di più di eventi, di cultura, sicuramente di storia, voglio dire ce l'abbiamo, ovunque ci giriamo intorno ovviamente respiriamo storia e tradizioni siciliane. È chiaro che però dobbiamo riempirla ancora di più di eventi perché deve diventare ancora più attrattiva rispetto a quanto non lo sia per i nostri viaggiatori, per il turismo estero. Bellissima giornata oggi di sport ma anche di segnale politico forte per la nostra città di Agrigento. Io ringrazio la massima autorità della regione siciliana, quindi il Presidente Schifani, ringrazio l'assessore Elvira Amato, assessore al turismo, sport e spettacolo, che da sempre, da subito, sempre attenta al nostro territorio, alla nostra città e non solo. Chiaramente questo segnale forte oggi anche della presenza come prima tappa del Giro di Sicilia, che vedrà 4 tappe in tutta la Sicilia appunto, è un segnale forte proprio di presenza della regione nella nostra città, nel nostro territorio. Questo che cosa sta a significare? Sta a significare che c'è un'attenzione particolare anche in vista dell'importantissimo appuntamento che abbiamo, essendo Agrigento fregiata dal titolo di capitale italiana della cultura per l'anno 2025, abbiamo tantissimo lavoro da fare e dall'indomani, anzi da immediatamente appena avuta la notizia della proclamazione ci siamo messi al lavoro e la regione siciliana insieme al comune stiamo collaborando, stiamo dialogando per far sì che la città si faccia trovare pronta per l'appuntamento e possa lasciare un segnale forte e per sempre finalmente per la nostra città di Agrigento.